Avete mai sentito parlare della famiglia Bonotti della Campagna? Probabilmente no, ma se a Telse di Piave giace ancora un centro abitato ben conservato nonostante i secoli e le guerre, è proprio grazie a loro. La prima dimostrazione dell'esistenza di questo borgo, posto sulla via che conduceva allo strategico guado di Lovadina, risale al 1400 e fin dalle sue origini venne frequentato da mercanti, uomini d'arme e pellegrini, che diedero un primo impulso economico alla borgata. È probabile che il nome nasca da un ramo di una ricca famiglia trentina, mercanti di lana, i Malanotte appunto, che verso la metà del 1600 si trasferirono a Venezia acquistando diversi terreni e case anche nella campagna trevigiana. Il borgo raggiunse la sua completezza, così come lo si può vedere oggi, verso la fine del 1600. Furono circa 250 le persone che negli anni vissero in questo luogo, occupandosi principalmente di agricoltura e artigianato, facendolo diventare una vera e propria realtà produttiva autonoma. In più di un secolo di splendore spicca la figura di Camilla Malanotte, ultima abitante della villa, che era solita organizzare ricevimenti e feste sfarzose. Si narra ancora dell'interminabile fila di carrozze allineate lungo il viale, di giardini illuminati da torce e di orchestre che suonavano fino a notte inoltrata. Nel 1895 però la famiglia Malanotte, ormai caduta in rovina, dovette vendere alla famiglia Zacchi di Pordenone. Dopo circa 200 anni, i Malanotte persero così tutti i loro terreni e la villa di Tezze. Arriva poi la Prima Guerra Mondiale. Durante la 32esima vittoria di Francesco Baracca, il 22 maggio 1918, volando insieme al sergente D'Urso, trovò sopracima ad Olmo un caccianemico, che in poco tempo riuscì ad abbattere proprio a sud del borgo. Ieri alle 9:50 ho abbattuto il mio 32esimo apparecchio nemico, un caccia che faceva parte di una pattuglia di 6 apparecchi. È caduto in fiamme a Borgo Malanotte, oltre il Piave, in direzione delle Grave di Papadopoli. Non ho tempo di scrivere a lungo. Un bacio a te e papà. L'impresa di Baracca fece da apripista alla schiacciante vittoria del 27 ottobre da parte dell'esercito italiano insieme a quello britannico, che liberarono il borgo occupato dai nemici. Oggi, passeggiando lungo le vie del borgo, tra colorati capitelli, freschi porticati e preziosi affreschi, il paesino offre a chi lo visita una sensazione di avvicinamento all'antico e alle tradizioni del luogo.